ti giuro, resta a casa e faccio la farinata. È una cosa genovese, costa poco, e allora ci proviamo. Cosa serve? La farina di ceci, acqua, sale, olio extravergine d'oliva, ligure e un tegame stagnato di rame, ovviamente. Il rapporto è 1:3, quindi quello che avete in casa, l'acqua sicuramente ce l'avete, quindi la farinata andrà fatta con farina di ceci, in questo caso ne ho messo 250 grammi e 750 mm d'egua. Andrò a mettere dentro. E andrò a amalgamare togliendo tutti i possibili grumi che si vanno a formare. One eternity later. Qui dovrebbe arrivare a una consistenza di questo tipo, non ci sono grumi, importantissimo, ok? E adesso, dopo aver messo un pizzico di sale, ok? E ci diamo un'ultima girata. E la facciamo riposare con un coperchio sopra. Ogni tanto, quando ce l'abbiamo qua, veniamo e la riscrolliamo un attimino in modo tale che magari non ci siano grumi, quindi di nuovo ci andiamo a fare una rimesciata, ok? 3 hours later. Dopo 3 ore, pronta. Prima un giro d'olio abbondante, ok? 3 mestoli per un tegame di questo genere. Girata, e ora usiamo la forchetta per amalgamare bene l'olio che si va ogni tanto a addensare. Ovviamente non abbiamo il forno a legna, quindi sarà fatto nel forno di casa perché siamo in quarantena, però l'importante è amalgamare bene tutto il resto nel tegame e che il forno sia parecchio caldo. Prendiamo il nostro tegame di rame, quanto più piatto possibile. E chiudiamo. Ovviamente scaldiamo il forno una mezz'oretta prima in modo tale che sia bello caldo. Inseriamo, come abbiamo fatto adesso, dentro il nostro tegame con il forno settato col grill e aspettiamo finché non avrà la colorazione tipica della farinata. L'unica cosa da fare nel frattempo è controllarla un po' e ogni tanto ruotare il test all'interno del forno in modo tale che non subisca delle inclinazioni che magari non vediamo quando è così liquida, e basta, poi dopo è da assaggiare.